Uno spaccato di Sardegna autentica e unica nella sua cultura, ma aperta a modernità e nuovi linguaggi espressivi. Il patrimonio di eccellenze manufatturiere che circa 15.000 visitatori hanno ammirato nelle 3 mostre di artigianato tradizionale e artistico dal titolo Galanias, organizzate dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, è ora consultabile nel catalogo adesso riservato, pubblicato dalla Regione, e presto sarà visitabile anche su un sito internet dedicato. La pubblicazione Galanias è l'esaltazione dei lavori di più di 100 artigiani, una rappresentazione dell'isola modellata tra tradizione, identità e originalità. Ceramiche, tessuti, ferro battuto, cestini, opere in legno, oreficeria e coltelleria rappresentano i tratti caratterizzanti, inconfondibili e radicati della tradizione manufatturiera isolana e sono stati filo conduttore e chiave del successo delle mostre. Oggi siamo andati a scovare i segreti di 3 di queste arti di lavorazione, quella del ferro battuto per la costruzione di composizioni funzionali e oggetti d'arredo, quella preziosa dell'oreficeria e quella del legno, modellato per la realizzazione delle maschere caratteristiche di Mamoiada. Le maschere si facevano inizialmente solo a Carnevale, quando ero ragazzo io. Era impensabile che si faceva la maschera in agosto. Anche se oggi tutto è cambiato, i mamutone si sfilano anche in agosto più del carnevale. Io ho dato queste volte che le faccio da piccolo, quando ho iniziato anch'io vedevo i vichi, gli anziani, cercavo di imitare le maschere che vedevo. Poi nel passare degli anni ho rintracciato questa antica maschera e questa maschera ce l'abbiamo ancora in paese. Da 30 anni io l'ho tramando perché questo è un pezzo unico. E in questi 30 anni questo nasone, queste labbra, diciamo che è diventata la maschera più conosciuta. Come si facevano un tempo manualmente, le facciamo tuttora. Vengono tutte scolpite a mano, come puoi vedere qui sto iniziando a farne una. Una volta scolpita la forma esterna, la maschera si gira e si scava, perché queste maschere vengono indossate. E una volta che la maschera viene scavata, si arriva al grezzo. Già dalla prima fase si calza perfettamente, anche se non è finita. In un secondo tempo vengono rifinite bene. Per fare una vera maschera impegna mediamente 2 giorni di lavoro. Se la maschera non ha tirato i difetti, il legno, solo allora si può rifinire. Una volta rifinita bene, al mamutone viene dato il colore nero, asiso avore bianca. Vi abbiamo fatto vedere la dimostrazione della fase di forgiatura, dalla realizzazione di una barra di ferro di tondo. Abbiamo realizzato un ricciolo nelle 2 fasi della stiratura e della sagomatura, che poi andrebbero a completare un elemento di ringhiera. Qua abbiamo in mano proprio una partenza dal ricciolo principale di sopra al caposaldo, e poi viene abbellito con questo elemento che abbiamo visto prima. Quindi è solo l'inizio di una ringhiera per un interno di una casa. Ho sempre fatto tutto quello che comporta l'arredamento di una casa, quindi dalle cose più semplici alle cose più elaborate. In questo caso possiamo invece vedere che abbiamo un cancello, ma nulla toglie che da questo cancello si può andare oltre, possiamo quasi realizzare delle opere che vanno oltre. Quindi quello che possiamo vedere qua sono degli oggetti che io creo. Qua c'è soprattutto un'innovazione, una ricerca, andare oltre l'artigianato, oltre il materiale che è del ferro, quasi portarlo a sembrare quasi vecchio, che è un richiamo alle nostre origini, alle nostre tradizioni, ai nostri costumi, quindi è quasi un omaggio a una donna. Il bustino in ferro, sagomato, forgiato, lucidato e poi alla fine fiammato. È col fuoco che io creo questi colori.
yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow.